parlare di un problema che hanno tutti, quasi tutti le persone tutte le persone che mi seguono nel mio canale, cervicalgia, e siccome ho ricevuto un messaggio qualche giorno fa da una persona che mi chiedeva un parere, mi ha descritto un po' la sua situazione e mi diceva: "Secondo te Alessio, questa situazione è dovuta, dall'ansia? L'ansia può creare tutti questi problemi?" E allora ho detto: "Cavolo, quello che mi ha descritto questa paziente, cioè questa persona che non era una paziente, è la perfetta situazione di qualsiasi persona che, mi ascolta su YouTube." Negli ultimi anni ho assistito a centinaia di pazienti, centinaia di persone, sia in 1 a 1, sia in gruppo, sia, fuori dal Neurobalance, dal mio protocollo, dal mio come si chiama, dal mio, metodo, quindi fuori dal mio lavoro. Magari erano semplicemente degli amici o dei parenti. E queste cose che mi ha detto questa persona, descrivendomi la sua situazione, sono le ste hanno delle caratteristiche comuni. Dimmi se ti spiego queste caratteristiche che ha questa persona e probabilmente ti rivedrai in ogni parte o quasi ogni parte di questa storia. Ovviamente non dirò la storia, non dirò, il cognome, il nome di questa persona per privacy, giustamente, ma è quello che succede ogni giorno in Italia per milioni di pazienti. Infatti 2 su 5 persone in Italia soffre di dolori persistenti cronici. E questi dolori persistenti cronici sono visti dalla medicina convenzionale, in modo molto differente di come li vedo io e di come, la medicina, diciamo integrata, quella olistica, quella che dovrebbe vedere corpo e mente insieme, li va a vedere. Ora, questa persona soffre di cervicalgia, quindi, morsa nella parte del collo e dei trapezi, come una morsa che ti stringe. Ha visto cardiologo, ha visto otorino, ha fatto analisi del sangue, tutto okay. Voglio fare una parentesi sulle analisi del sangue. Quando guardiamo le analisi del sangue, la maggior parte delle persone fa delle analisi del sangue generiche, ma non va a vedere mai l'insulina, testosterone, quindi ormoni, non fa un check sulla vitamina D, e questo è un problema, perché queste 3 cose che ti ho appena detto possono creare e sostenere un sistema nervoso ipersensibile attraverso queste infiammazioni di basso grado. Vitamina D, insulina soprattutto. Ovviamente non vuol dire che devi essere un diabetico o devi avere del diabete di tipo 2 per avere problematiche di dolori cronici. Però, chiusa parentesi sulle analisi, perché molte persone dicono: "Le analisi è tutto okay", sì, ma quali hai fatto? Vabbè, andiamo avanti. Quindi ha visto anche un neurochirurgo, avrai visto anche tu un neurochirurgo e ti avran trovato un'ernia C5, C6. Guarda caso, sempre nello stesso posto di ogni persona, C5, C6. Questa ernia è piccola e non ha, diciamo delle caratteristiche per dirci che crea dei dolori persistenti, soprattutto sopra i 3 mesi, perché la maggior parte delle ernie non le crea, anzi dopo i 3 mesi solitamente si riassorbe e la maggior parte delle persone non sa neanche che ha un'ernia, a meno che non fa una risonanza magnetica. E a quel punto dicono: "Okay, C5, C6 può essere questo un problema? Sì, no." La maggior parte dei chirurghi, se fa una buona analisi nota che non c'è una connessione chiara e quindi dice: per me è tutto a posto." I sintomi quindi te li ho detti, son quelli di irrigidimento, quelli di una morsa nel collo, nei trapezi, un senso di pesantezza, un senso di tachicardia, un senso di quasi abbandono. Questo senso di abbandono è molto comune nelle persone che seguo, è un senso di abbandono è quasi che tu non senti, una connessione col tuo corpo più, un'identità che viene distorta e dici: "Ma questo è il mio corpo, ma questo sono io", ma non ti trovi. Senso di tremore, un tremore magari,
anche le mani, è il senso è l'urgenza di andare in bagno, di far pipì, più volte ovviamente nel giorno, ma con distanza di magari magari mezz'ora, magari 1 ora, e dici: "Questo è normale secondo te che io ho un problema di questo genere?" Le persone solitamente prendono, il Lyrica, che è un antidepressivo, sono persone quindi siamo persone, perché siamo tutti qua dentro, siamo persone che non siamo depressi, ma siamo depressi per la situazione in cui siamo, e quindi il Lyrica non è per la depressione in sé, ma per il dolore. Perché l'idea del reumatologo, o comunque del medico che ti ha prescritto il Lyrica, è di abbassare i livelli di ipersensibilità del sistema nervoso centrale. Quindi il Lyrica può funzionare magari per 1 mese, prime settimane, poi noterai che magari sei ancora più scombussolata e più rincoglionito di prima e quindi dici: "Ma questo Lyrica chissà cosa mi va a fare", no, ovviamente c'è una preoccupazione sugli effetti collaterali. Sei una persona che probabilmente si muove già, stai facendo yoga, stai facendo meditazione, e inizi quindi a muoverti, magari anche di più adesso con questo problema, però più ti muovi e più senti dei sintomi di irrigidimento dopo. Magari non durante, la fase di movimento, di attività fisica, ma magari dopo. Sei una persona che normalmente già andava in palestra, però hai diminuito l'intensità per paura dei tuoi sintomi alla cervicale. Soffri di ansia e guarda caso quando è iniziato tutto in un periodo molto particolare della tua vita, questi sintomi sono arrivati dopo, un periodo molto stressante, magari a casa, relazioni, lavoro, okay, magari la perdita di un parente o di un caro, hai fatto già psicoterapia o la stai facendo psicoterapia e, hai capito quali sono le connessioni della tua ansia, ecco che sei arrivato qui, fino a questo punto, senza capire bene cosa fare più, perché non sai se tutto deriva dall'ansia, non sai, ci stai già lavorando, stai già facendo tutto in tua possibilità, hai visto 100.000 persone, terapisti, cosa dobbiamo fare? Dimmi, siccome questa è una live, scrivimi qui in basso se in questa descrizione ti rivedi anche tu, perché è da questo punto che poi dobbiamo partire, da questo punto comune. Dolori persistenti di più di 3 mesi, hai fatto tutto quello che dovevi fare, non hai risolto, una marea di terapia, una marea di soldi spesi, cosa bisogna fare? Dov'è il problema? Fatemi leggere qualcosa che qualcuno ha scritto. Il Grandmaster Fabio: "Mi stai aiutando tantissimo nel post operatorio di un intervento all'intestino." Ti ringrazio tantissimo. Ehm, Grazie a te Fabio, se ti chiami così, per il messaggio e sono contento veramente di, darti un supporto per come posso. Il post operatorio tra l'altro è un dolore, più insolito. Solitamente non vado sul post operatorio come diciamo come nicchia predefinita di pazienti, però ovviamente i dolori cronici sono molto, molto vasti, chi dopo il post operatorio, chi semplicemente dopo un periodo stressante, chi dopo un infortunio. I dolori cronici possono nascere da veramente tantissime cose, ma la maggior parte e la radice di tutto è appunto un sistema nervoso ipersensibile. Uno può dire qualsiasi cosa, ma nel presente troviamo un sistema nervoso ipersensibile. Le terapie di supporto son sempre è sempre legata quindi all'emotività della persona. Perché le personalità, quindi non solo quelle di ansia, ma quelle di perfezionismo, che alla fine è un po' di ansia, no, c'è dell'ansia dentro, e il senso quindi di controllo, il senso, di, fare del bene alle altre persone per essere noi tranquilli. Questo lo noto molto spesso, come caratteristica delle personalità. Quindi il problema qui è come è la nostra identità, come noi reagiamo alle emozioni. In Neurobalance ne parlo spesso, anche nei miei video. Cioè il problema principale, sia lo stile di vita, che infatti tutte quelle cose del dormire bene, del mangiare bene, del muoversi,
ci sono, ma nessuno non è qualcosa di nuovo. Quello che non è di nuovo è l'emotività, è l'emozione. Il La gestione delle emozioni, l'espressione delle emozioni è quello che caratterizza Neurobalance, che caratterizza il mio lavoro e quindi, diventa un qualcosa di in più, okay, in più di quello che potresti trovare lì fuori. Ci sono degli step ovviamente in tutto questo. La prima parte è capire che il tuo sistema nervoso è ipersensibile e perché è andato in ipersensibilità, quindi la storia della tua vita è importante. È importante capire che non è tutto collegato all'ansia. Può essere l'ansia preponderante in questo, ma tutti siamo più o meno ansiosi e che questa pressione che ci siamo messi addosso è arrivata ad un culmine e da lì tutto è sfociato. Quello che è sfociato certo per l'ansia, ma non possiamo adesso semplicemente fare delle meditazioni e dire: "Okay, non mi sento più cioè lavoriamo sull'ansia e va via tutto." Perché ci sono tanti fattori che creano ipersensibilità al sistema nervoso. Certo che c'è l'emozione, bisogna dare, con la scrittura espressiva, ne parlo spesso, scrittura espressiva, sonno, e bisogna quindi intrecciare varie modalità di ribilanciamento del sistema nervoso in un'unica porzione della tua vita. Cioè, non possiamo semplicemente andare da un terapista e facciamo psicoterapia e poi da un altro terapista che ci dà la lirica o c'è un medico che ti dà lirica, poi vai dal neurochirurgo che ti dice non è l'ernia. Cioè, non possiamo sbalzare da uno all'altro per così tanto tempo. Fermiamoci un attimo e mettiamo per una volta, okay, tutto insieme, iniziamo a capire i meccanismi, del sistema nervoso. Capiamo che, siamo in una situazione di freeze, di congelamento. Molto probabilmente se sei una donna, questo è quello che noto, che, gli uomini hanno problematiche minori di dolori cronici statisticamente, forse magari non vengono detti dagli uomini, ma, secondo me statisticamente vabbè, non secondo me, ma statisticamente le donne hanno più problemi. Secondo me anche perché i sistemi nervosi delle donne sono più complicati, più complessi, cioè noi notiamo che una donna deve far nascere un bambino, tutta quella parte ormonale, che è ovviamente collegata allo stress e all'ansia, come l'insulina, il cortisolo, l'ormone dello stress, ehm, sono collegati ad un sistema più complesso ed è normale, ed è normalissimo che, le donne abbiano più problematiche degli uomini. Anche statisticamente le malattie autoimmuni hanno un sono molto più frequenti e soventi nelle donne. Quindi poi se ci mettiamo che stiamo parlando di età, dai 35, 40 anni ai 55, massimo 60, capiamo che qui c'è la, premenopausa e la menopausa. Pensa in tutto questo, ehm, quanto gli ormoni sono sconvolti in tutto ciò. E se mettiamo anche uno stile di vita, che abbiamo fatto che non andava verso di noi, verso la nostra autenticità, ma verso l'esterno sempre, del fare le commissioni per gli altri, vivere per gli altri e fare sempre tutto per gli altri e non arrivare al nostro centro e non ascoltarci. Ovviamente tutti questi ormoni vanno ad essere disbilanciati. Questo non è un problema quindi ormonale, ma un problema molto più grande, perché il nostro sistema è fatto di tante cose, soprattutto se è fatto di cose che non vediamo. Ecco perché la medicina convenzionale, secondo me, ha fallito in tutto questo procedimento, ma non lo dico io, cioè lo vediamo dalle statistiche, non è possibile che dopo il Covid i dolori cronici e le malattie croniche sono aumentate tantissimo. Ma guarda caso, non era un problema forse solo di, vaccino, ma era un problema di paura, un problema di, stile di vita frenetico, tante preoccupazioni a lavoro, tante problematiche finanziarie e questo va
a impattare su un sistema, ok? Fatemi leggere qualcosa che mi hanno scritto. È tutto collegato a noi, sì. Da quando ho deciso di mollare l'altro. È un problema personale, tutte queste cose arricchiscono in una componente emotiva forte. Ragazzi, mi hanno suonato alla porta, queste sono le bellezze della diretta, un attimo che arrivo, perché mi hanno suonato alla porta. Un attimo. Vabbè, ragazzi, c'era il corriere che mi è venuto a suonare ed era un qualcosa di molto importante. Perché cosa è successo? Si è rotto il PC e quindi rompendo il PC ho dovuto prenderne un altro e sto cambiando anche il telefono. Quindi, visto che molte persone o qualche persona mi ha detto che i miei video ogni tanto sono un po' sgranati, la qualità del video non è la migliore cosa, cioè non è delle migliori, e quindi ho detto niente, dobbiamo fare un upgrade importante adesso sulle camere, sulla tecnologia, lavorando poi quasi unicamente online. È importante che voi mi vedete bene e mi sentite bene. Nelle live, ovviamente il problema è di connessione, però questo può succedere. Quindi, cosa vi volevo dire? La componente emotiva forte, sì, che scrivi tu, Grandmaster Febbio. La componente emotiva è molto importante, ma questo è un problema che poi non si va a risolvere con le terapie convenzionali, neanche psicologiche, perché la psicoterapia, quella classica, parla. Si fanno tante parole, tantissime parole. Poi dallo psicoterapeuta chi ci va, perché molte persone non ci vanno neanche, perché non collegano che questo dolore può essere collegato alla parte emotiva. Chi mi segue in realtà lo sa che è molto chiaro oramai, è normale, che è quasi normale, no? Cioè, che ci sia un collegamento mente-corpo, emozione-corpo. La psicoterapia convenzionale va e ti fa parlare cosa è successo nel passato, cosa senti nel presente, parli e forse parla tanto il terapista. Questo aiuta, è talk therapy, però quello che è un problema che noto è che non c'è spazio nel sentire, perché quel sentire che noi siamo, cioè quello che sentiamo, il dolore, è diventato quasi più uno schermo del tuo interiore. Ho detto questa frase e la ridico spesso: il dolore o i sintomi corporei sono delle resistenze al nostro io interiore. Più dolore abbiamo, più resistenza abbiamo al nostro interiore. Come riusciamo a entrare dentro questo io interiore? Perché è tutto lì, è tutto là. Se noi riusciamo ad entrare e a capire i messaggi del nostro corpo per iniziare a eliminare, non ad aggiungere, ad eliminare il superfluo, per arrivare dentro il dolore, questo ovviamente è un qualcosa di astratto, però adesso ti spiego poi in parole diciamo povere e pratiche come ci si arriva. Se andiamo a eliminare il superfluo per poi entrare dentro il tuo interiore e sentire cosa sta accadendo e non aver paura di quella roba, allora lì c'è una coerenza mente-corpo, allora lì si sta riprogrammando il sistema nervoso, riprogrammandosi, ribilanciandosi giorno dopo giorno, non sentendo quella paura del cosa sento, non lo voglio sentire, non è mio, non è questa la mia vita, non guarirò mai, non è colpa mia, è tutta colpa degli altri, non sono io abbastanza,
ho fatto di tutto nella mia vita, ho fatto poco nella mia vita, e non sono riuscito a trovare la via d'uscita. Tutte queste parole che potresti sentirti dire all'interno di te portano paura, non sentirsi mai abbastanza. E tutto questo ovviamente va a sfociare in un sistema nervoso ipersensibile. Ribilanciarlo ci vuole un po' di tempo, okay, un po' di tempo. Non è per tutti che in un mese si risolve, ma ciò non vuol dire che quello che stai facendo non sta funzionando. A volte magari la linea è più lunga, la linea poi della guarigione è molto altalenante, non è una linea dritta. Ci sono persone che vengono da noi dopo 2, 3 mesi non hanno risolto totalmente, serve magari un po' più di percorso, e il percorso però ci deve essere. Quindi qual è il percorso? Cioè chiedetevi qual è il percorso che oggi state facendo. Se è un percorso che va a mischiare, a mixare tante cose, perché più fai, pensi e più riesci a prendere, c'è già un problema qua, c'è un problema, perché molte persone che io noto già, che insomma che ho seguito, che seguo, hanno fatto di tutto. Quindi a volte non è fare di più, okay, a volte è fare di meno e fare quello l'essenziale. La psicoterapia aiuta, certo, ma quale psicoterapia è la migliore? Ci sono differenti tipologie di psicoterapia e anche il movimento aiuta, okay, ma qual è il modo migliore per muoversi? Riusciamo a tenere traccia del nostro movimento, riusciamo a tenere traccia del nostro sonno. Se noi abbiamo già dell'insonnia, che ci sta, perché magari hai dolore, magari hai delle preoccupazioni, come dormiamo? Sappiamo quindi come stiamo dormendo? Questa è tra l'altro volevo dirvi un'altra cosa. Ci sono questi benedetti orologi molto fighi, molto belli, che ci danno tante informazioni. La maggior parte dei nostri smartwatch, ti va a misurare il sonno, la qualità del sonno e anche un altro elemento che si chiama HRV, variabilità di frequenza cardiaca, che è uno, se non il migliore, la migliore misurazione per lo stress, dello stato di stress del corpo. E questo è importante monitorarlo e se ce l'abbiamo, informatevi su come si monitora questo HRV. Magari ci faremo poi anche un video sul canale sull'HRV, Heart Rate Variability, la variabilità di frequenza cardiaca, che è un qualcosa di estremamente importante se, per noi che soffriamo di dolori persistenti. Quindi è vero che bisogna dormire 8 ore, ma quelle 8 ore o 7 ore, poi magari qualcuno ne dorme anche meno, che qualità ha quel sonno lì? Probabilmente ti svegli, 2 o 3 volte alla notte, okay, ma in queste 5, 6, 7, 8 ore ci sono delle fasi all'interno, le fasi di deep sleep, di REM, quindi di rapid eye movement. Tutte queste fasi hanno dei perché sono lì, e vengono influenzate ovviamente dallo stress, ovviamente, dalla routine, del mattino direttamente, quanta luce prendiamo, quanta esposizione abbiamo alla luce. Ecco che lì poi arriva anche il problema della vitamina D, il problema quindi di andare a dormire tardi e alzarsi tardi. Tutti questi cicli circadiani, noi siamo come le piante, cioè noi abbiamo bisogno di luce, abbiamo bisogno, di essere connessi con la natura. E quello che è successo negli ultimi anni con forse la digitalizzazione, è che abbiamo perso questo senso di stare in natura, perché siamo sempre molto più in ufficio, molto più all'interno e ci sta, okay, ci sta. Però cosa facciamo prima di andare a lavoro? Riusciamo a prendere un po' di luce? Cosa facciamo dopo lavoro? Ci buttiamo a casa perché siamo stravolti, perché dobbiamo fare, la cena per i nostri familiari, dobbiamo fare spesa. Dove mettiamo nel calendario un po' di 15 minuti per noi? Questo è importantissimo. Qua ti sto dando già
delle cose pratiche che magari qualcun altro ti ha detto, ma mettere tutte insieme, questo è il segreto, perché non è che ci sono poi tanti segreti su quello che io faccio, no? Su Neurobalance. Anche lì capire che gli ormoni, soprattutto quello dell'insulina, deve essere monitorato almeno una volta, almeno capiamo se c'è un basso grado di infiammazione nel corpo. Non è solo l'insulina, può essere anche il fatto che c'è tanto cortisolo nel nostro corpo che sta girando, ok? Il cortisolo è l'ormone dello stress che dalle 8 c'è un picco la mattina alle 8 e piano scende, ok? Questo come si monitora? Se tu dici, cavolo, come faccio a monitorare il cortisolo? Questa cosa tra l'altro ne parleremo a fine di aprile con una diretta, anzi porto un ospite nel canale che si occupa di nervo vago, poi magari vi dirò qualche altra cosa, ma per adesso abbiamo solo dato una data dove di registrazione, poi probabilmente il podcast sarà pubblicato all'inizio di maggio. Tra l'altro sto cambiando il nome al podcast, non si chiamerà più Veneziano Therapy, si chiamerà Neurobalance Podcast. Lo trovate su Spotify, lo trovate anche ovviamente su YouTube. Guardatevi, ci sono degli episodi già molto interessanti sulla nutrizione, ma ne faremo altri, soprattutto sulla chetogenica, perché sto parlando di insulina. Non mettetevi troppa ansia del fare troppe cose, perché è vero che ci sono tantissime cose che portano meno stress al corpo, ma la maggior parte delle cose che bisogna fare sono le essenziali, le cose essenziali. Lo stile di vita è quello che ti dà ti deve essere cambiato. Lo stile di vita non può essere lo stesso stile di vita che facevi prima, e non parliamo solo delle azioni, ma anche dei pensieri. I pensieri che ti girano all'interno di te. Questi ovviamente sono dei fattori preponderanti. La meditazione infatti aiuta ad ascoltare e sentire questi pensieri. E se non mediti perché non hai tempo, perché non hai voglia, probabilmente sei la persona che ne gioverà più spesso, più di questa pratica. La maggior parte delle persone, se non tutte le persone che mi dicono a me non piace meditare, sono le persone che hanno più beneficio dalla meditazione. Pensiamoci. Perché? Perché ovviamente non faceva parte del loro stile di vita, c'è un cambio di funzionamento all'interno del sistema nervoso per quei 15 minuti, 10 minuti, che va a ripercuotersi per tutto il resto della giornata e quindi ne prendi beneficio. Ciò non vuol dire che quei 10 minuti devi sentirti in pace, no. La meditazione non è rilassamento, anche il rilassamento è un effetto collaterale della meditazione. La meditazione è ascolto. Ascolto, quindi far capire al tuo corpo che tu sei presente, perché fino ad oggi non ha capito che tu eri presente. Questo è successo. Enza Di Pietro, fammi leggere cosa che mi hai scritto. Aspetta che vado indietro. Allora, ciao Alessio, ma perché sull'ultima meditazione tu ipnosi hai messo l'abbonamento? Con l'abbonamento spero non ci sia pubblicità. Sì, ci sono delle ultime meditazioni, non tutte le meditazioni stanno uscendo solo per i membri del canale. Questa è semplicemente una scelta tecnica, non tutte. È una strategia semplicemente, ragazzi, cioè bisogna comunque anche pensare che questo è il mio lavoro e non è un mio piacere, cioè faccio molti video, non lo faccio solo per piacere, questo è il mio lavoro. Ma perché poi c'è questo, quindi sì, ma non c'è la pubblicità? No, non c'è. Non c'è nessuna pubblicità in nessuno dei miei video in realtà di meditazione. Ci sarà la pubblicità normalmente all'inizio, ma non la metto mai a metà della meditazione, quindi questo non c'è. Se c'è in qualche meditazione magari vecchia di anni fa, allora probabilmente mi sono dimenticato, ma nelle nuove non c'è nessuna pubblicità.
che tu sia in abbonamento o che non sia in abbonamento. Parli spesso di dolore, ma alla cervicale, alla schiena, sì, perché sono i dolori più diffusi, sono i dolori più comuni, cervicale e schiena. Ovviamente ci sono dolori che non sono limitati alla parte della colonna vertebrale, quindi sono più spostati magari in altre parti del corpo, spalle, alla testa, alla parte pelvica. C'è stato un'altra, come si chiama, un altro podcast di una persona che soffriva di bocca urente, ok? Sono variegati i dolori persistenti, però questi dolori persistenti, ovunque tu ce l'hai, sono collegati ad un sistema nervoso. Uno, è come una pianta che ha delle radici e queste radici vanno su quello stem, quella parte, quel tronco, ok? Quel tronco è il tuo sistema nervoso che va verso il cervello e il cervello è il sistema nervoso centrale. Poi, questo in base alla medicina che noi abbiamo oggi. Altre medicine, anche antiche, non fanno questa divisione netta, il sistema nervoso centrale è solo il cervello, perché c'è anche il cuore, c'è anche il polmone, ci sono tanti organi che hanno le loro intelligenze e quindi noi che siamo un po' limitati oggi dalla medicina convenzionale, diciamo che tutto parte dal cervello. In realtà il sistema cardiovascolare ha un suo sistema nervoso indipendente che appunto parte dal cuore e il cuore ha una intelligenza come ce l'ha il cervello. Quando dico intelligenza parliamo più di memoria, ok? La memoria del dolore dov'è? È ovunque. Queste memorie del dolore sono ovunque. Ok? Ovviamente per far capire un po' a tutti come funziona il sistema nervoso si dice che parte dal sistema nervoso centrale che è il cervello. Ma ti è capitato che ci fossero nei tuoi pazienti altri sintomi? Allora Enza, i sintomi, se hai visto la prima parte di questa live, sono tantissimi. Ho parlato di irrigidimento, ho parlato di mancanza di respiro, nel senso di respirare troppo corto, mancanza di respiro, pesantezza al torace, tachicardia, senso di abbandono. Ho parlato di tremori, ho parlato di andare in bagno spesso, far pipì, insonnia, problemi di depressione, ansia. Questi sono i principali sintomi. Ovviamente, quando ti parlo di questi sintomi, questi sono sintomi che sono stati ovviamente visti da un neurologo, visti da un cardiologo, visti da un medico che ha escluso problematiche gravi, ovvero non si trova niente, è tutto ok, anche le analisi del sangue, non c'hai tumori, non c'è niente, non è niente di rotto, però tu ancora soffri. E questo è perché la medicina convenzionale non ha una concezione che le tue emozioni possono creare tanti sintomi e non ha dei protocolli ad oggi per ribilanciare il sistema nervoso, perché ovviamente ogni persona ti dice vai dal reumatologo, vai dal neurochirurgo, vai dal fisiatra, vai da quello, vai dall'altro, ma non c'è un sistema che dice lavoriamo tutti insieme, ok, psicologo, fisioterapista, medico, lavoriamo tutti insieme e facciamo un protocollo unico per tutti, anzi non per tutti, ma specializzato solo per te, cioè personalizzato, che ti andiamo ad accompagnare in questo percorso di 2-3 mesi. Okay? Io l'ho fatto, ma sono indipendente perché mi appoggio a uno psicoterapista, a volte ci appoggiamo a un omeopata, nei casi in cui noto che c'è quel senso di ci vuole quel supporto, ma principalmente fisioterapista, che sono io, e psicoterapista, e mi piacerebbe interagire anche con un nutrizionista qualora
ci fossero, il congiuntivo non è mai il mio forte, delle problematiche di insulinoresistenza. Okay? Non deve mettere questo troppa ansia, perché il cambio della dieta può mettere un'ansia, ma l'ansia non che il cibo ti dà ansia, è che fare tante cose in modo tutto insieme può crearti dell'ansia, tutto ciò. Se avete domande comunque fatemele perché ho ancora pochi minuti, sono già 35 minuti che sto parlando, e niente, volevo parlarvi appunto di questi chiari sintomi, che abbiamo tutti, la maggior parte, che ho appena detto, che ho ripetuto pochi secondi fa. Tutti ce l'abbiamo questo sistema nervoso ipersensibile, chi più, chi meno. I sintomi, chi ha più cervicale, cervicalgia, chi ha più emicrania, chi ha più ansia, perché notiamo, guardate, fate caso, quando hai meno dolori, al corpo, magari hai più ansia. E facciamoci anche caso, nelle problematiche, perché è tutto connesso ovviamente, ci sono dei casi in cui la persona che soffre di dolori persistenti cronici, ovviamente non c'è nulla dal punto di vista organico, fisico, visibile, ehm, questa persona inizia ad aspettare un bambino. E in questi mesi, questi 9 mesi di gravidanza, i dolori non ci sono. Questo è capitato a tantissime persone che io ho sentito, in questi anni, e guarda caso che i dolori non ci sono in questi 9 mesi. Perché? Perché il dolore è un messaggero, perché i sintomi son dei messaggeri. È un qualcosa ovviamente, che esiste per darci una sorta di protezione. Quando c'è un bambino all'interno del corpo che sta nascendo, quel bambino è la priorità. Quella persona che sta nascendo è la priorità per me. E quindi il dolore non è più, in quel caso, un messaggero. Cioè il messaggio non c'è, perché non ti deve dire in quel momento niente, c'è un'altra urgenza. È un po' come quando succede, non so se avete mai fatto se avete fatto mai delle partite in modo agonistico di calcio, piuttosto che di altri sport, e in quel momento, quando ti fai male, quando c'è l'impatto, magari non senti il dolore, lo senti dopo la partita. E perché non lo senti in quel momento? Perché il dolore in quel momento non è un messaggero, non deve essere un messaggero, perché la cosa più importante per te in quel momento è finire la partita e tu ti sei immerso in quello che stavi facendo e quindi solo dopo, il dolore, dà il messaggio. È questo che succede nelle nostre vite, è che i dolori sono dei messaggi dicendoti: "Guarda che c'è qualcosa che non va. Guarda che ci deve essere qui un cambiamento, altrimenti io rimango qua". E questo cambiamento interno, emotivo, di identità, perché è questo che deve iniziare a cambiare, stile di vita, emotività, cambio di identità, qualcosa deve iniziare a cambiare. A volte deve anche cambiare l'ambiente in cui viviamo, a volte, se è necessario, e piano piano questi messaggi iniziano a diventare meno, perché noi li stiamo ascoltando, abbiamo più autostima per noi, non ci buttiamo addosso un sacco di problemi ogni giorno, perché la vita è fatta di problemi, ma siamo anche noi che ci buttiamo un sacco di ansia addosso, perché, anche forse in modo inconsapevole, questi dolori continuano a esistere. Ma dal punto di vista scientifico c'è questa ipersensibilità del sistema nervoso che si può misurare con vari metodi. Quello che vi avevo detto prima, uno dei metodi più, convenzionali in questo momento è l'HRV, Heart Rate Variability. Federica Bartocci, ciao, ciao Federica. Va bene ragazzi, io ho finito con la live, vi ho dato un po' di informazioni, non vedo l'ora di portarvi due persone che vi possono dare un sacco di buone informazioni sulla nutrizione, in particolare quella chetogenica o la low carb.
perché per molte di voi che hanno magari una reazione o dell'insulino resistenza o dell'infiammazione di basso grado, la dieta, la nutrizione può darvi un sacco di supporto. Ovviamente qui parliamo di supporto, non parliamo di cura. La cura secondo me è l'insieme di vari aspetti, okay? La cura è lo stile di vita, la cura è dentro di te. Quello che noi facciamo all'esterno con le diete, col movimento, con il sonno, questi sono semplicemente degli aspetti che devono essere intrecciati e poi, usati. Ovviamente le informazioni senza poi usarle non serve assolutamente a niente, okay? Certo che la consapevolezza è importante, ma se poi non cambiamo le nostre azioni è inutile che andiamo dall'ennesimo neurologo o che andiamo dal fisioterapista o che andiamo dall'osteopata, cioè non stiamo cambiando nulla all'interno di noi, quindi cosa vogliamo poi alla fine fare? Ok, va bene ragazzi, ho detto tutto quello che vi dovevo dire, anzi una cosa che mi sono dimenticato è che tra qualche mese partirà il Neurobalance Circle, che non è altro che il Neurobalance, il metodo di cui io mi occupo, ma si farà in gruppo e ci sono 5-6 persone che entreranno in questo gruppo chiuso di 2 mesi circa e stiamo raccogliendo le candidature. Se andate sul mio sito venezianotherapy.com e lì notate che nei servizi c'è Neurobalance personalizzato e Neurobalance di gruppo. Farò magari delle altre live o degli altri video di spiegazione su cosa ci sarà in Neurobalance di gruppo, ma non ci saranno più di 5-6 persone, ok? È un gruppo molto molto piccolo. La cosa buona, la cosa bella di questa cosa è che si va avanti in gruppo, la psicoterapia sarà anche lì, perché si può fare questa psicoterapia che usiamo noi anche di gruppo, molto figa, una cosa molto inusuale in Italia, e tutto il supporto che ovviamente non sarà personalizzato perché sarà di gruppo, ma vi darà un supporto su almeno un percorso da seguire. Entrerete in Neurobalance nel portale con tutti gli esercizi, tutte le meditazioni e tutte le cose che bisogna fare durante questo periodo. È un'occasione perché non ce ne sono tante durante l'anno. Questa è la prima edizione di Neurobalance Circle, costerà nettamente meno del Neurobalance personalizzato, ovviamente questi motivi perché siete in gruppo e quindi non si può personalizzare, quindi i costi sono più bassi. Però per tutti i dettagli li vedete appena vi registrate, vi candidate e poi quando partiamo, secondo me non ci metteremo tantissimo, forse meno di un mese a partire e lì in base alle candidature, in base alle registrazioni, in questo momento già ce ne sono 15 di persone che si stanno candidando, ne prenderemo solo 5 e non farò io una selezione, in particolare la selezione è naturale, quindi in realtà chi entra per primo e chi è interessato entra e quando finiscono i posti finiscono e chi non è entrato può entrare nei mesi successivi. Più o meno faremo 3 Neurobalance all'anno, quelli di gruppo, quindi questo è quello che volevo dirvi in anteprima, ecco, poi tutto quello che arriverà lo saprete in base alle mie mail, in base ai video che usciranno sul canale. Perfetto ragazzi, buona serata e buon relax da stasera. È importante prendervi cura di voi e delle vostre emozioni, questo è l'importante, la salute mentale, ok? A presto, ciao a tutti e grazie per il supporto per quelle persone che hanno scritto.